Come si riorganizzano le città nella fase 2? Oggi vediamo Roma con Letizia Pascale. 8 di mattina di un ordinario martedì di fase 2. Adesso l'ora di punta sugli autobus romani si vive così. Nasi e bocche coperti dalle mascherine, distanze che dovrebbero essere di almeno 1 metro, posti contingentati su mezzi che ora trasportano al massimo il 50% dei passeggeri pre-Covid. Viaggiamo una persona ogni 4 posti. E non tutti rispettano le regole. Per decongestionare trasporti e strade, la Giunta punta sulla mobilità sostenibile. Pubblicato il bando per portare a Roma servizi di sharing di monopattini elettrici, previsti fino a 16.000 mezzi. Sono partiti intanto i lavori per realizzare 150 km di piste ciclabili sulle principali vie della città. È importantissimo sviluppare una rete di ciclabili nelle nostre città, in tutta Italia, perché abbiamo 50 anni di ritardo rispetto ai paesi migliori di noi. Per la ripartenza dei negozi da lunedì prossimo, previste aperture scaglionate su 3 fasce orarie in modo da evitare gli assembramenti dell'ora di punta. Bar e ristoranti dovranno conquistare più spazi all'aperto, così la Giunta studia un iter rapido per concedere in 24 ore un aumento del 35% del suolo pubblico occupato. In città continuano intanto i lavori di sanificazione che in vista della ripresa delle messe sono estesi anche alle 337 parrocchie della capitale.